Se tu devi andare a farti un weekend al mare, noi siamo la prima regione turistica d'Italia, 15 miliardi di fatturato, 65 milioni di presenze. Se tu devi farti un weekend al mare, poi in montagna, guardi le previsioni. Se ti dicono che pioverà, dici sparagli schei, no? Noi del Meteo da 13 anni lavoriamo incessantemente per la qualità della previsione. Il nostro obiettivo è fornire al pubblico delle previsioni le più accurate e attendibili possibile. L'attacco di Zaia ai siti meteo che danneggerebbero il turismo veneto con le loro previsioni sbagliate scatena la polemica e i gestori dei siti si difendono. È nel nostro interesse, dicono, fornire previsioni accurate e attendibili. Il nostro obiettivo è la soddisfazione degli utenti e non abbiamo assolutamente nessun interesse, anzi, a sbagliare. Quando ci sono degli errori, i più danneggiati siamo proprio noi che viviamo grazie alla soddisfazione degli utenti che continuano a vedere il nostro sito. Gli albergatori, d'altro canto, sono con il governatore del Veneto e propongono il modello spagnolo, installare cioè le stazioni di rilevamento dati nelle località turistiche. Le stazioni meteo molto probabilmente la soluzione la troverebbero essendo spostate nelle località turistiche. Faccio l'esempio Tarato a questo punto sul Veneto, stazioni meteo sulla costa, il microclima del mare si sa fa sì che ci sia il sole sulle spiagge mentre 20 km all'interno magari è coperto, microclima del lago di Garda, microclima della montagna. Quando le previsioni sono generiche o sbagliate, conclude Michielli, si danneggia il mercato e si allontanano i turisti e il presidente Zaia valuta intanto con i suoi legali l'ipotesi di una richiesta danni.